siamo in attesa di vedere i filmati delle telecamere della polizia locale. Visioneremo questi filmati lunedì e poi cercheremo di capire esattamente la dinamica dell'incidente. Così il direttore generale del CTV, che anticipa il previsto incontro di inizio prossima settimana dell'azienda nella Smart Control Room della Polizia Locale al Tronchetto, anche con la Capitaneria di Porto, per capire quale sia stata la causa dell'incidente tra i due vaporetti in cui è rimasta ferita una turista dopo che si sono scontrati frontalmente all'imbarcadero delle Guglie a Venezia ieri pomeriggio. Per il vaporetto che arriva, un motoscafo che va nella direzione opposta e un altro mezzo, quello di Ale Laguna, adibito al trasporto di persone da qui verso l'aeroporto, che parte. Insomma, il tratto di canale in cui si è verificato l'incidente qui alle Guglie è veramente molto trafficato, di conseguenza per i mezzi CTV le manovre risultano essere in uno spazio molto risicato. Allora saranno le immagini di videosorveglianza che verranno visionate lunedì a dare una risposta al motivo dello scontro tra i due mezzi. Vaporetti che a causa della ristrettezza degli spazi si sono letteralmente incastrati, con la prua del 5.2 finita contro la cabina della linea 3, provocando la rottura dei finestroni, con la turista colpita al volto dalle schegge di vetro. È un incrocio abbastanza, dovrebbero mettere una specie di, non lo so, non dico semaforo, ma qualcosa che si possano vedere entrambi, perché c'è anche la Laguna, guardi, oltre che i vaporetti. È trafficato, ma non c'è mica soluzione, però si mettono meno battelli o cosa si fa?